Molti anticamente dicevano che l'autore non è altro che un poeta che musica le poesie, le proprie poesie. Non è così. Il poeta diventa poeta perché ha un linguaggio particolare e soprattutto un linguaggio suo. Perché Nino D'Angelo è poeta? Perché Nino D'Angelo in una canzone scrive: perché da viste i cagni riente tu sei per sempre un creatore. In un'altra scrive: a cercare in dei sbagli troviamo solo peggio che noi siamo. Quelle sono parole che non vengono da un autore semplice. Lì deve avere quel qualcosa in più, lì scatta il poeta, lì scatta la poesia, perché a cantarla è un secondo. Ma valla a pensare quando hai la penna in mano e la scrivi. Non è facile, quindi quando tu hai un linguaggio particolare, soprattutto il linguaggio tuo, secondo me diventi poeta. E infatti secondo me gli ultimi due dei nostri decenni, dei nostri anni, che devono essere inseriti di diritto nel libro degli autori, devono essere Nino D'Angelo, che già c'è, e il caro compianto che è andato via pochissimo tempo fa, Vincenzo D'Agostino.